dell'Atletica Gio 22 Rivera, Fabrizio Casorzo in gara con il numero 436. Poi avremo i due atleti dell'Atletica Valle Camonica, Fabrizio Poli e Massimo Zucchi, in gara con il numero 92 94. Luca Beltone, altro atleta interessante della provincia di Cuneo. Alencavagna che l'anno scorso aveva vinto la categoria giovanile. Mancano ancora alcuni minuti alla partenza e quindi c'è tempo per un'ultima sgambata, visto che l'orario ufficiale è alle 10:45. Sentiamo lo starter. Ecco qua, partita la gara. In mezzo al gruppo basta davvero poco. Dai Pucchia! Dai Polossi! Pensa che bello! Andiamo là! Prime fasi, Davide Rossetti, Atletica San Perugia. Dai, bravo! L'atleta bergamasco pronosticante per il successo finale, lì a fianco, spalla a spalla su questa salita. La prima di quelle lunghe, ora iniziano il periodo dei giri rossi. Dai Stefano! Dai Stefano, dai, dai! Sarà qualche momento in più da attendere. Stiamo ancora transitando la coda del gruppo al termine del giro blu. Tra poco vi daremo l'aggiornamento del percorso, qualche momento di attesa, perché la salita... lanciato verso l'inizio di questo secondo giro. In posizione al suo inseguimento c'è Salutaglio Masè, in quarta posizione Fabrizio Poli, Atletica Valle Camonica, in quinta posizione l'altro atleta della Valle Camonica Massimo Zucchi, e quindi stanno per affrontare la seconda, o meglio la terza salita di giornata di questa iniziale. Il tifo che non deve mai mancare ovviamente qui al termine del primo giro. Non possiamo vedere gran parte del percorso. E questa è la gara che vede il maggior numero di iscritti. Dai Yuri! Dai Yuri! Sì, noi siamo una gran partenza ancora del settore della corsa in montagna. Società specializzate proprio in questa disciplina, altri atleti che la vedono come attività. Le finali sta per entrare nella parte piareggiante, ultimo tratto di questo percorso che lo porterà al titolo italiano e si presenta qui al rettilineo finale per andare a vincere il titolo italiano di corsa in montagna 2015 della categoria cadetti. Alencavagna vince in 13 minuti e 47 ufficioso. Effettivamente il distacco, vediamo, ecco Masè che va a concludere in seconda posizione, anzi era stato sicuramente anche lui tra i protagonisti anche recenti delle prove degli studenteschi, mentre qui conclude in terza posizione l'anno scorso a Civezzano. Poi per il quarto posto si torna in Lombardia con Massimo Zucchi dell'Atletica Valle Camonica. Ecco qui con il 92 si conferma Fabrizio Poli dell'Atletica Valle Camonica, poi con il 188 mi pare, 188 Costantino Seghi della 159. Sono arrivati il 188 Costantino Seghi della Giglio Rosso Firenze, con il 159 ha concluso il 59 Stefano Dalmagro della Belluno Atletica. E gli sprint per le altre posizioni, la gara in assoluto che vede più iscritti, vi anticipo che sono 61 invece le allievi iscritte e saranno 91 gli allievi. Alencavagna, allora che ti hanno detto, l'hai già visto qualcuno dei tuoi? Sì, che mi hanno detto dopo, così ho fatto il regalo per la festa della mamma.
qui anche la mamma, immagino, oggi è la festa della mamma, ecco, colgo l'occasione per ovviamente salutare tutte le mamme presenti. Allora, oggi eravate qua tutti al completo a tifare? No, mancava mia sorella. Va bene, quindi Avanti, fila, fila, fila. Avanti, fila. attenzione perché è sempre animata la zona di arrivo, ovviamente la fatica accumulata sul percorso, qua siamo già a 3 km abbondanti di corsa. Cartellino in mano, possibilmente così almeno anche i giudici all'imbuto di arrivo. Tanto giornata splendida, grandi numeri, ancora una corsa in montagna insomma, con una forza notevole fino a noi. Sì, questo penso sia il messaggio più forte di Bello, nel senso che ai 600 ragazzi è il segno di grande vitalità. Sono i numeri che c'erano già lo scorso anno a Cirezzano, ci sono qua. C'è un progetto importante, c'è un presidente che ha due passioni forti, una è la montagna, l'altra sono i giovani. Oggi realizza un campionato italiano qui a casa sua nel parco che voleva riqualificare. Penso che sia un omaggio doveroso che tutta l'atletica italiana, il possibilità italiano dovessero a Adriano Greco per la sua passione, per il suo aver lanciato 1000 campioni, uno fra tutti sicuramente è il prodotto più conosciuto nel mondo dell'atletica e della corsa mondiale italiana, Marco De Gasperi, e poi è proprio questa sua passione. Adesso iniziano le gare allievi, sono quelle che portano anche verso la Bulgaria, intanto complimenti a chi già corso e andiamo a emozionarci ancora un poco sul percorso. Grazie a Paolo Germanetto, responsabile tecnico del settore corsa in montagna.